Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Le prossime elezioni politiche non fermeranno l'impegno sul fronte del contrasto al caro energia. Ci sarà continuità di governo nazionale, afferma il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Per il Governatore restano due le misure urgenti: destinare risorse pubbliche per tamponare gli aumenti dei prezzi e il tetto al prezzo del gas deciso a livello europeo. Presidente, continua questa emergenza energetica, oggi anche un'altra azienda ha detto così: noi non restiamo sul mercato, le regioni hanno fatto le loro proposte, fra una settimana però cambia il governo, ci sono i tempi tecnici per intervenire? Beh, intanto credo di sì, perché oltretutto fra una settimana ci sono le elezioni, ma dopo la formazione del nuovo governo ci vorrà ancora qualche settimana, ma devo dire che c'era continuità di governo nazionale e quindi bisogna agire immediatamente attraverso due proposte che abbiamo formulato, sicuramente quello dell'utilizzo di risorse pubbliche per andare a tamponare l'aumento di prezzi, dall'altro in contemporanea deve esserci il tetto al prezzo del gas deciso a livello europeo. Devo dire che più paesi oggi rispetto all'inizio sono favorevoli a questa ipotesi, ci sono ancora degli scogli da superare, ma oggi siamo in ballo rispetto a una speculazione che sta avvenendo nella borsa di Amsterdam, che è insostenibile per il sistema produttivo europeo. Per quanto riguarda l'intervento della von der Leyen, è soddisfatto o pensa che si debba fare ancora di più? Io credo che sia necessario fare di più appunto con il tetto al costo del gas. Noi altrimenti da questa situazione non ne usciamo se non mettiamo un limite rispetto a una borsa privata, quella di Amsterdam, non è pubblica, che permette queste speculazioni a livello europeo. Siamo lontani dal nucleare. Beh, ci vorrà ancora del tempo, sono favorevole però a differenziare gli approvvigionamenti energetici. È chiaro che dobbiamo mettere due piani in campo, cioè quello dell'affrontare l'emergenza immediata, quello strutturale per affrontare in prospettiva l'approvvigionamento energetico per il Paese. Abbondanti precipitazioni sono in corso da questa mattina in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella zona dell'Isontino. Un violento nubifragio si è abbattuto tra le 9 e le 11 sulla città di Gorizia, ma non si registrano chiamate di interventi ai vigili del fuoco. Brusco calo delle temperature in montagna, soprattutto nel Tarvisiano. La fascia maggiormente colpita dalla perturbazione è stata quella limitrofa al fiume Isonzo, con il livello del corso dell'acqua che soprattutto nella zona di Sagrado si è alzato notevolmente, sia per le abbondanti precipitazioni delle ultime ore che per l'effetto dell'apertura di una diga nella vicina Slovenia. L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile resta ancora in vigore per tutta la giornata. Nel pomeriggio infatti sono attese nuove piogge anche intense. Un migrante che aveva trascorso la notte bivaccando sotto uno dei piloni del ponte sull'Isonzo tra Gradisca e Sagrado è stato salvato questa mattina da una squadra dei Vigili del Fuoco. Il livello del fiume, a causa delle abbondanti piogge cadute nelle ultime ore, si era notevolmente alzato e lui di fatto era rimasto bloccato con l'acqua che stava salendo rapidamente. È stato un passante ad allertare i soccorsi. I pompieri di Gorizia l'hanno salvato imbragandolo con delle corde. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Gradisca che hanno provveduto a identificare l'uomo. Allora vediamo qual è ora la situazione a Sagrado, collegandoci in diretta con Davide Vicedomini. A te. Sì, buongiorno Alexis, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai detto tu, ci troviamo a Sagrado, sul ponte della strada 300 regionale, la strada regionale 305. Ponte sull'Isonzo, vi facciamo vedere anche con le immagini del nostro Paolo Bassi. Vedete esattamente il livello che ha raggiunto proprio in questo momento il fiume. Pare strano proprio raccontare questo tipo di situazione. Fino a 15 giorni fa eravamo in piena siccità. Il livello ha raggiunto i 6 metri, un primo stato d'allerta, quindi per le acque che il fiume riceve direttamente dalla Slovenia, come avete detto anche nel vostro primo servizio. In questi giorni ha piovuto tantissimo nella vicina Slovenia, quindi è stata alzata la diga, per cui appunto c'è l'acqua che si sta avvicinando e ha raggiunto questi livelli di guardia. Vedete anche dietro alle mie spalle la vegetazione che è praticamente quasi stata inghiottita appunto dalla prepotenza del fiume Isonzo. E poi vi faccio anche vedere il pilone dove il ragazzo è stato trovato proprio questa mattina, soccorso dai vigili del fuoco, dove aveva trovato riparo.
Insomma, la situazione pare adesso in questo momento quasi sotto controllo. Di sicuro bisogna stare attenti perché c'è comunque l'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile che durerà fino a mezzanotte, perché fronti caldi con fronti freddi si scontreranno appunto, soprattutto nella zona della provincia di Udine e della provincia di Gorizia, sia in pianura sia in costa, quindi con pioggia in arrivo. Lo vedete anche lontano, appunto, come il cielo è abbastanza plumbeo rispetto a quello che c'è sopra di noi a Sagrado, proprio al confine con la Slovenia. Questa quindi è la situazione da Sagrado. Da qui è tutto. Alexis, ti restituisco la linea. Grazie a Davide Vicedomini per questo collegamento in diretta. Proseguiamo con le notizie. Anche volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia potrebbero raggiungere le Marche dopo l'alluvione che nelle notte ha colpito le Marche, causando al momento 10 morti e 4 dispersi, tra cui 2 minorenni. Oltre alle abbondanti e improvvise piogge, a complicare la situazione nell'Anconetano sono stati l'esondazione del fiume Misa e diverse frane, numerosi blackout e l'assenza di campo per i collegamenti telefonici. Il vicepresidente Riccardi ha offerto l'aiuto delle squadre friulane a supporto di chi già opera nelle zone devastate. Il mio pensiero va ai familiari delle vittime e a tutte le persone colpite, ha commentato Riccardi. La mia vicinanza va a tutto il personale delle forze dell'ordine, volontari al lavoro, senza sosta per l'attività di ricerca dei dispersi e ripristino. La Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, poi concluso, il vicepresidente ha già manifestato la disponibilità di intervenire in soccorso alla popolazione. 2 furti sono stati messi a segno in altrettante scuole di Pozzuolo del Friuli e San Giorgio di Nogaro. Spariti computer portatili, tablet, soldi e monetine contenute nei distributori automatici, indagano i carabinieri. 2 scuole sono state prese di mira dai ladri che in entrambi i casi erano alla ricerca di materiale informatico e spiccioli. Il primo colpo è stato messo a segno alla scuola primaria Ellero di San Giorgio di Nogaro. Qui il dirigente scolastico ha denunciato ai carabinieri il furto di 2 computer portatili del valore di 200 euro. I ladri sarebbero entrati nella scuola di notte attraverso l'effrazione di una finestra. L'altro colpo è stato invece messo a segno alla scuola dell'infanzia di Terenzano di Pozzuolo del Friuli. I malviventi, anche in questo caso forzando un infisso, dopo essersi introdotti nel plesso, hanno sottratto dei tablet e le monete contenute nel distributore automatico che eroga le bevande. Il danno è ancora da quantificare, anche in questo caso è stata sporta denuncia ai carabinieri. Un importante quantitativo di materiale archeologico databile tra la metà del IV e III secolo a.C. è stato sequestrato dai carabinieri a Trieste. I reperti sono stati recuperati grazie alla segnalazione pervenuta da un'anziana ultranovantenne residente nel capoluogo giuliano che li aveva rinvenuti all'interno della propria abitazione in un armadio che non veniva aperto ormai da anni, dove il defunto marito, deceduto più di 30 anni fa, teneva effetti personali. La donna ha rinvenuto un vero e proprio tesoretto, 8 manufatti che l'anziana, ritenendo potersi trattare di materiale di interesse storico-culturale, ha segnalato ai militari dell'Arma. È stato aggredito da una o più persone nel giardino di casa. Un quarantenne triestino noto nel mondo della ristorazione è stato urgentemente trasportato con l'ambulanza all'ospedale Cattinara di Trieste. Riportato un trauma cranico, detenuto sotto osservazione. All'uomo, che alle 21:30 di ieri era solo, è stato teso un agguato nell'abitazione di Duino Aurisina. È stato colpito alla testa con un corpo contundente. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili di Aurisina sono in attesa di poterlo sentire non appena sarà in grado di parlare. È difficile al momento avanzare ipotesi sul perché di quell'aggressione. Del caso si sta occupando il PM di turno Maddalena Kergia. Tenta di salire con il SUV per le scale che portano al castello di Muggia, ma resta bloccato. Serata un po' movimentata quella di ieri a causa di un automobilista che per cause in corso di accertamento dei carabinieri ha causato numerosi danni, soprattutto in Calle Verdi, che è rimasta senza luce per diverse ore. Danneggiati anche i portoni risalenti al 600. Sul posto, oltre ai carabinieri, polizia e vigili del fuoco.
È stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di adeguamento impiantistico, antincendio e riqualificazione funzionale del presidio ospedaliero di Gemona del Friuli, il primo lotto, per un importo di 3.830.000 euro, interamente coperto da finanziamenti regionali. Il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, fa sapere che l'intervento prevede la totale riqualificazione del terzo piano del presidio per l'attivazione di un reparto di riabilitazione intensiva gestito dall'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta. Il reparto accoglierà 16 posti letto di cardiologia riabilitativa e 16 di neurologia, oltre a tutti i necessari spazi accessori come palestre e locali dedicati alla riabilitazione neuromotoria, logopedica, occupazionale e psicologica. Riccardi aggiunge poi che l'intervento comprende pure il completo adeguamento antincendio del terzo piano, la climatizzazione del terzo piano e del secondo, dove sono collocati i reparti SUA PEDIP, oltre alla realizzazione degli spogliatoi per il personale sanitario aggiuntivo al piano seminterrato. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 523, i ricoveri in terapia intensiva sono 2, mentre le persone ricoverate in altri reparti 116, non si registrano decessi. Pordenone Legge prosegue nel segno degli incontri con gli autori, oggi saranno 70, ma continuano a tenere banco le polemiche dopo le parole di accusa all'inaugurazione da parte del sindaco Ciriani. I curatori al momento preferiscono non replicare. La terza giornata di Pordenone Legge vede il programma infittirsi in vista della buffata di libri e autori del weekend. Sono 70 gli appuntamenti in programma per oggi. A tenere banco però sono ancora le polemiche dopo le parole del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, deluso dall'incontro inaugurale definito noioso e trito di luoghi comuni del politically correct. Secondo il primo cittadino questa è una situazione che si ripete nel tempo e per l'appuntamento d'esordio si augura che in futuro ci sia un cambio di marcia, pur assicurando che non farà mai mancare il sostegno alla kermesse culturale. Nessuna replica per ora da parte dei curatori Gianmario Villalta, Alberto Garlini e Valentina Gasparet, che non vogliono polemiche a festival in corso, risponderanno in caso solo a manifestazione finita. Tornando agli incontri odierni, fari puntati sul dialogo fra Maurizio De Giovanni e Jeffrey Deaver e le grandi anteprime di Salzman, Avoledo, Asvin, Cerasa, Balzano, Briganti e Lipperini. La mattinata, come di consueto, è stata riservata agli incontri con gli studenti delle scuole, dalle primarie alle superiori, prima di lasciare spazio sabato e domenica ai big della letteratura. Siamo allo sport, domani sera alle 20 al Carnera il derby di Supercoppa tra Apu Udine e Web Cividale, entrambe a punteggio pieno dopo le prime 2 gare. Percorso netto finora nel girone arancione di Supercoppa per Cividale e Udine. La UEB Gesteco e la PU Old Wild West domani alle 20 al Carnera si affronteranno nella terza e ultima giornata dopo aver vinto contro Ferrara e Mantova. Arbitri Enrico Boscolonale di Chioggia, Alberto Perocco di Ponzano Veneto e Chiara Maschietto di Treviso. Chi vince va ai quarti, in programma martedì prossimo. Chi perde ha comunque buone possibilità di essere la migliore seconda dei 7 gironi di Supercoppa e affrontare quindi la prima del girone arancione sempre martedì. Intanto però c'è un inedito derby, tutto da vivere, sulla carta un testacoda ma comunque affascinante. Un'altra partita difficilissima da pronostico chiuso dove andremo a giocarcela, ma l'importante è che ci sia un bel ambiente, che ci si diverta, che sia una grande festa del basket friulano come deve essere. Ognuno farà il tifo per la propria squadra e poi chi vincerà festeggerà. Ovvio che i pronostici sono tutti per loro, sono fortissimi, lo sappiamo, ma noi, ripeto, siamo difficili da battere e comunque arriviamo alla terza giornata della Supercoppa in piena corsa per passare. Questo credo sia già un risultato che nessuno avrebbe pronosticato. Secondo il coach delle Aquile Pillastrini, domani giocheremo contro una squadra che è tra le più forti del campionato e che ci metterà ulteriormente alla prova. Ben venga una partita del genere in un momento nel quale stiamo perfezionando la preparazione. Siamo ancora molto indietro, ma sarà una verifica importante con una formazione di alto livello. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.